O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Gentili telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti per questa diretta. Allora, mi è avuto in mente di programmare questa trasmissione perché molto spesso si parla di. Noi parliamo di macchine, noi parliamo di donne, noi parliamo di tante cose, però non riusciamo mai a capire di parlare con, no? Allora in queste puntate, in tante puntate ci siamo occupati delle stragi del sabato sera con l'Associazione Nazionale Vittime della Strada, ma non soltanto, anche dei problemi giovanili, disagi giovanili. E insomma, perché ci siamo un po' dimenticati di parlare con. Allora, tante volte si parla di giovani, ma non si parla con i giovani. Invece noi oggi vorremmo fare una trasmissione, anzi ci siamo prefissati questo intento, con questa trasmissione di parlare con i giovani, soprattutto sentire da loro le loro esperienze, le loro inquietudini, i loro modelli ai quali ispirarsi, se ce ne sono. E insomma, vedremo di fare una lunga passeggiata in questa oretta per parlare di coloro e con coloro che in qualche maniera sono sempre additati come o chiusi dalla Fornero in questa uscita molto triste, oppure svogliati che hanno poca voglia di lavorare. Allora vorrei interrogarmi se sono loro che hanno poca voglia di fare o se siamo noi adulti che abbiamo forse tolto anche la speranza a queste nuove gioventù di poter fare delle cose essenziali. Ci occuperemo di arte oggi e lo faremo insieme a 4 studenti, di cui una di queste è già laureata, ma andiamo a presentare proprio Federica Pagnan, che abita a Bassano del Grappa, sì. Ti ringraziamo per essere con noi questa sera, a Matteo Valerio, a Jacopo Pagin, ciao, e Isabella Paris, laureata alle Belle Arti, vero? Sì. Belle Arti di? Che Venezia è la città d'arte, la migliore. La più bella città sì. d'arte. Infatti mi manca già adesso che non studio più lì. Quando uno arriva a Venezia, cosa vede? La prima cosa che vede, cosa vede? L'acqua, l'emozione, gente che va, gente che viene perché c'è la cultura, c'è sempre, è rimasta un po' come intrappolata, la sua bellezza è magica, proprio è una città a sé che ti può sempre dare qualcosa, secondo me, perché è contemporanea e antica allo stesso tempo. Non è mai banale, anche nelle balconate, vero? Esatto. Allora, partiamo con te perché sei la più giovane del gruppo. Piccola. La più piccola del gruppo. Voi invece studiate? Sì, studio grafica d'arte e sono all'ultimo anno dell'Accademia di Belle Arti. Studiare grafica d'arte, cosa vuol dire? Significa studiare le tecniche di incisione, serigrafia, litografia, anche fotografia, anche studio del disegno, anatomia, tutto quello che serve per esprimerci. Matteo, creare sensibilità, credo, no? Perché ti faccio una domanda che forse sarà stupida, ma io conduco un treno, ma non so nulla del treno, quindi non so nulla di voi. Però studiare incisioni che ci si rifà un po' a un periodo molto lontano, oggi con le tecniche di Photoshop parrebbe quasi stupido, no? E invece come mai? Proprio per questo motivo, proprio perché c'è Photoshop, che almeno il mio scopo è di tornare proprio a questo mondo che è antico, che riprende la manualità, che sta sempre di più per perdersi nelle persone, cercare di sviluppare l'espressione diretta con una tecnica che non sia così vasta come Photoshop, che ti perdi all'interno. Omologa un po' il tutto, mi pare, vero? Sì. Il mondo anche della comunicazione diventa molto omologato, è un grande aiuto per chi vuol fare il pubblicitario forse in maniera non appropriata, però riesce ad affascinare e entrare credo anche in qualche maniera in collisione con coloro che si smazzano, mi pare, no? Per la lettura del colore in queste scuole ti danno la capacità di capire il verde se è fatto
di blu e giallo, il marron si è fatto di blu, giallo e rosso, la capacità di intendere quello che è la materia prima. Ma anche Photoshop è una materia aggiuntiva, un altro modo di esprimersi tanto valido come quello dell'incisione. Secondo me l'incisione ha questa magia di essere una tecnica antica che permette di andare nel dettaglio, e soprattutto è fisica, perché si lavora con i materiali, si lavora con lo zinco, con l'acido, si ha a che fare con le tonalità di nero che sono tangibili, non sono un file che vedi attraverso uno schermo freddo. E le due cose possono andare anche insieme. Ho amici che lavorano prima in Photoshop e poi elaborano attraverso l'incisione. Io non faccio così, lavoro direttamente sull'incisione, ma è importante salvaguardare queste tecniche e questi modi di esprimersi, perché hanno un qualcosa che il digitale non potrà mai avere. Isabella, capiterà, forse è già capitato anche a te, di avere difficoltà anche a trovare lavoro. Purtroppo sì, perché è difficile una volta che esci dall'accademia e non hai dei collegamenti facili che dici ma adesso ho studiato per questo e posso fare la determinata cosa. Infatti sto cercando con delle amiche, vorremmo aprirci un nostro laboratorio in modo da insieme con un gruppo cercare di far conoscere la nostra arte. E proiettarla in che canali? A noi piacerebbe che non fosse un'arte solo utilitaristica, ma che l'arte alla fine è bella e uno può sentire, può vivere in un mondo bello, più arte c'è. E quindi ci piacerebbe che ci fossero più mostre, ma non solo, che l'arte fosse anche negli edifici pubblici. Questa è straordinaria. Matteo, voglio farti la domanda che poi se volete rispondere tutti, ma mi basta uno, che credo che sia quasi una domanda retorica, no? Lei farà la pubblicitaria, ma penso anche te, insomma, potreste anche fare un domani una commessa pubblicitaria di arte. Non temete il fatto che tanti in pensione, oppure coloro che fino a ieri facevano un tipo di lavoro completamente diverso, un giorno dicono sono senza lavoro, si prendono una cartellina in mano e dicono sono dei pubblicitari? Ma succede? sì, penso che non ci sia niente di male, anche che qualcuno di un'altra età entri nel mondo. Cioè, sono più per diciamo, lo sviluppo dell'individuo in sé, più che una classe di una certa età o di un'altra età o un certo tipo di persone, insomma. Non dovrebbe esserci un'eccellenza, specie nel vostro mestiere, cioè nel senso, come nei giornalisti ci dovrebbe essere l'ordine. Vabbè. Sì. Come c'è l'ordine deontologico anche i giuramenti di Ippocrate per quanto riguarda i medici o degli avvocati, non dovrebbe esserci per voi un ordine anche nella pubblicità, cioè far fare pubblicità a chi ha comunque avuto un merito nella scuola, che si è sbattuto parecchio e che è consacrato alla comunicazione. Sì, dovrebbe essere l'ordine del gusto e non del soldo a giudicare qual è il prodotto che va sponsorizzato per primo, secondo me. Diciamo che è il rischio che adesso si va incontro di più, perché essendo la massa mediamente ignorante, purtroppo, c'è la tendenza a creare un prodotto che sia facile da capire, per cui banale magari artisticamente, non con un certo peso, insomma. Allora, abbiamo detto di incisione, no? Quindi allora l'incisione, vorrei che i nostri telespettatori capissero che è una forma d'arte nata sul Rinascimento, ma vorrei anche approfondire l'etimologia della parola, no? L'etimologia della parola incisione ha un significato importante di incidere, e quindi incidere in maniera forte su quello che sono le vostre speranze, le vostre idee di un futuro che credo sia quanto io ve lo auguro, insomma, in questo stato ve lo auguro di cuore, però voglio dire, tu quali speranze hai quando incidi le tue belle cose? Hai una forte creatività, vedremo adesso alcune immagini che il nostro regista metterà in onda, no? Che speranze avrai? Poi un domani ci finisco questa scuola e vado a fare questo per cui io ho studiato. Vorrei che la gente vedesse le mie opere e che riuscissi anche a comunicare qualcosa. Cioè, nelle mie opere c'è il mio piccolo mondo e vorrei farli partecipare a questo mio mondo. Ti ha mai detto nessuno, ma cosa vai a fare questa scuola? Che tanto tutti gli artisti sono falliti. Parecchi me l'hanno detto, però io ci credo a questo mio sogno.
Tu la stessa domanda la faccio a tutte e quattro. No, io diciamo che non è proprio essenzialmente rispetto agli altri la mia arte, soprattutto un cercare di capire cosa sta fermentando, insomma. Sera una pagnotta devi mangiare. Esatto, per cui lo scopo, appunto, il mio sogno sarebbe proprio riuscire a vivere anche il minimo indispensabile, avere un bel casolare, vivere in mezzo alla natura, alla fine questo... Jacopo. No, anche per me sarebbe fantastico sopravvivere facendo, ma penso che sia per tutti, facendo quello che si ama e non vivere nello sfarzo e nel lusso, ma sopravvivere facendo arte. Vorrei che fosse una cosa riconosciuta, per cui anche tante volte è difficile che la gente quando deve tirare fuori i soldi, ma anche per pagarti una piccola incisione o una tela, pagare l'arte, cioè pagare una cosa così soggettiva, un sentimento, è sempre difficile. Sia Più facile l'iPhone. Sì, è più facile l'iPhone perché dici l'iPhone mi dà questo, questo e questo, invece un quadro, cosa faccio? L'appendo, me lo godo, ma è difficile chiederli, è difficile averli. Anche Abbiamo i due soldi. sogni e un sarebbe. Anche io ci credo molto nella mia arte, perché comunque so che anche se avessi fatto un'altra facoltà mi sarei sbattuta per 5 anni e sarei comunque nella stessa situazione, perché anche le mie amiche sono tutte disoccupate. Allora, due sogni, un ci sarebbe e un ex equo, ok? Cioè, più o meno stiamo là. Allora, io vorrei perché a me suggestiona molto il fatto che in questo momento l'arte paga dazio, ma paga dazio la scuola in generale, ma paga dazio il sociale in questo momento. Ecco, voi dove vi ponete? Adesso abbiamo visto che ci sono molti fermenti e speriamo che si possano limitare, perché possiamo avanzare con la crescita culturale. Però cosa pensi tu quando vedi nei TG questi scontri tra studenti? Io spero che si fermino gli studenti e non vadano anche in piazza gli operai, perché poi dopo torniamo di nuovo a un 68 e non so con quali casini. Però come la vivete voi la comunicazione di massa, che dicono che voi siete un po' ciusi, schizzinosi, un po' fannulloni? Sì, sicuramente sono diffidente, perché appunto io sono di questo periodo, per cui non posso giudicare. E sono diffidente anche sugli studenti, perché a volte si creano delle rotture tra il fare e il dire, per esempio, e poi allo stesso tempo sì, penso che Perché è emozionato. No, io penso che Ciusi, ognuno abbia il diritto di esserlo in realtà, perché non sia un valore negativo avere il sogno di fare quello che si vuole, andare avanti e dire no, invece di entrare a fare un lavoro e provare a fare carriera dentro un lavoro che non mi piace, tento il tutto per tutto e provo a fare il botto. Ok, è un diritto che abbiamo, bisogna essere consapevoli delle proprie capacità, ma se ci crede bisogna combattere per avere questo, in barba a quello che dice il governo e a quello che vuole far passare lo Stato, perché lo Stato ti dice tu hai queste possibilità per trovare lavoro, devi rimanere dentro questi binari, se tu esci da questi binari e dici voglio fare l'artista e così, sei un fannullone, sei uno che è fantastica, che pensa di vivere in un altro pianeta, sei un cazzaro. Allora io piuttosto sono un cazzaro, però faccio quello che voglio. Cioè, e voglio avere la possibilità di un giorno rivendicare e dire ecco, ho fatto quello che ho voluto e adesso in barba a voi che avete fatto una vita di merda e basta. Cioè tu sei convinto, cioè sei proprio così pratico? Sì. Ma un altro che gli piace fare la vita di quella cosa là può avere il suo diritto e essere contento. Cioè, in ogni lavoro bisogna avere delle qualità per poterlo fare. Anche uno che fa il carrozziere, se non sa raddrizzare le portiere, non può diventare un buon carrozziere, perché se gli porti la portiera storta poi non torni a farti fare la macchina, ci vuole talento e esperienza. Ma sei convinto che con questo status quo voi abbiate i vostri sogni realizzati? No. Di un potrebbe, di due sogni e di un ex equo, però materialmente siete sicuri di investire il vostro tempo, perché sarete sicuri in un ritorno? Ma chi è che può dire che è sicuro in un ritorno? No, ho capito, ma voglio capire un po' da tutti voi se la pretendete questa sicurezza, oppure vi adagiate un po' al sogno, al potrebbe? Cerca di fare il possibile per arrivarci. Perché ci credete? Beh, sì. Allora, cosa pensate voi da Unifon
un iPhone con le code a 750-800 euro un botto, e alla vostra incisione, che comunque sono ore di lavoro, immagino, no? 50 euro, dice, lo dico, posso dirlo alla Veneta, anche se non sono, ma sito un ladro. No, è capitato? Vabbè, Non te lo dico, un eh? iPhone è omologante, nel senso tutti ce l'hanno ed è sempre lo stesso. Un'incisione, io posso fare una tiratura di 30 copie e quindi tu hai un pezzo veramente individuale mio, non hai un lavoro fatto da 500 persone che ci hanno lavorato. Unicità. Hai unicità, e questo valore dell'unicità va riscoperto in questa società perché è prezioso e bisogna ritornare a capire questo. Guarda Che è un lusso avere un'unicità a casa, avere un'incisione, un quadro, è un lusso. Deve essere anche un'unicità, non un lusso, ma un dovere, un diritto di tutti. Un lusso, non dico un lusso di materiale, è proprio anche un lusso contatto. spirituale quasi. Perché Arriviamo a cosa sono le forme dell'arte. Io faccio sempre una domanda, poi pochi mi rispondono, no? L'unicità dell'individuo ha portato grandi nomi, Martin Luther King, John Lennon, Se non fossero stati unici e non avessero creduto a quel sogno, oggi forse il mondo non sarebbe lo stesso. Perché spesso il tipo particolare, Ligabue nel vostro... il soggetto particolare che non si può scatolare in una categoria, come tu hai fatto l'esempio di John Lennon, potrei farne altri. In realtà Fammeli che voglio saperli, sono famelico di nomi. Sono famelico di nomi. Peter Slizis, Christopherson, Dürer, De Chirico nelle vostre... Caravaggio, certo. abbiamo un sacco di artisti, ma sono tutti importanti e hanno tutti un valore soggettivo, perché ognuno, come io ne preferisco uno, lei ne può preferire altri, e viva Dio. Il discorso è che questi tipi particolari, quando vengono fuori con le loro idee, con la loro arte, con la loro musica, quel che è, trovano resoconto, e molta gente comune trova appartenenza in quest'idea. Migliora la società, secondo voi? Certo che migliora, la società va avanti così. Morgan, Oh. puoi parlare anche gli altri. Migliora la società? Io adesso non so che le cose che ti piacciono, che arrivano da delle unicità, però certi personaggi hanno migliorato nel loro credere che loro avevano un diritto che doveva essere di tutti. Martin Luther King con l'apartheid, insomma, è stato uno di quelli che era considerato abominio da una certa parte di religiosità, addirittura, insomma, hanno sofferto molti, però questo ha fatto cambiare un po' l'idea, no? Sì, alcuni hanno migliorato il mondo, altri hanno un po' danneggiato, cioè una parte un po' 50-50. Dici questo perché ci sono anche che nell'unicità però sono ricordati male. Hitler, Sì. per esempio, non è ricordato come Martin Luther King. Esatto. E quindi questo credo sia una differenza non da poco, no? Non so, cosa pensate? C'è una differenza, no? Ecco, allora, sapete perché parlo dell'unicità? Perché parlo del Rinascimento, che è un fattore del tutto italiano, come la Costituzione italiana è invidiata in tutto il mondo, perché negli articoli, man mano che si dipana la Costituzione, c'è anche il diritto allo studio e al lavoro, no? È fondata sul lavoro, quindi voi avete un diritto che è incomprimibile, è un vostro diritto, e questo credo che voi dobbiate saperlo, e io ve lo auguro. Però vorrei far capire alla gente che gli studenti non sono poi dopo questa razza stanziale, sai, come quegli animali che stanno un po' in crisi come i panda. Avete voglia di studiare in una civitas che vi possa consentire. Allora, quando io prima a microfoni spenti si parlava della civiltà, della città civile, la città come centro di aggregazione, abbiamo fatto un po' una serie di domande, no? E alcuni di voi hanno risposto come hanno voluto. Allora, la civiltà, la civitas è nata perché all'interno della civiltà cittadina emergeva il bello. Quindi il grande signore che andava a chiedere al falegname, che spesso era anche molto ignorante, una tale porta, la faceva bene, e poi dopo questo artigiano faceva bene le porte anche per altri committenti più poveri. È un po' come l'incisione. I remondini hanno portato una grande comunicazione attraverso l'incisione. Allora, oggi si parla di queste
città che stanno morendo perché pare che se non si vende più un paio di scarpe moriamo tutti, se non ci sono i parcheggi soprattutto moriamo tutti. Ecco, invece voi che idea di città? Te per prima e poi dopo tutti qua. Un'idea di città come ce ne sono molte in Italia. Del tipo ci vorrebbero teatri e dare possibilità alla gente di esprimere proprio la loro arte. La loro cultura. Sì. Quindi in teatro cosa ci potrebbe essere dentro? Le prose? Sì, le commedie o anche un modo anche illustrativo. Federica, tu quanti anni hai? 21. Ma come mai ti viene proprio il teatro? Cioè a 21 anni, no, visto che non vorrei parlare, perché io qua sono contento che non siete omologati, lui è un irrequieto, però perlomeno non è omologato, no? Nel senso, se io chiedo la stessa cosa a una ragazzina di 21 anni, e qua me ne devono dare atto la maggior parte dei nostri telespettatori, in una città cosa vogliono? Mi dicono cos'è? Poi intanto vediamo, ditemi cos'è, che vediamo delle incisioni. Di Federica, ecco. Quindi siamo nelle tue incisioni. Però una ragazzina di 21 anni in una civitas, in una civiltà cittadina, cosa vorrebbe? Il negozio forse alla moda, quello che mi viene... Sì, alcune vorrebbero tipo i negozi così, ma non tutti. Alcuni vanno in libreria a vedere i libri, a vedere immagini o anche a vedere le mostre, musei e anche nei Ma ce ne teatri. sono tanti che la pensano come te? Ma io quelle che conosco sì. È una cosa che io non sapevo, Matteo. Ci giochiamo un po'. Io so che i giovani sono fantastici. Quest'idea di civiltà, di città, come la vedi tu? Vedrei una città che sia un centro culturale che metta in relazione persone da diverse provenienze, stranieri, vecchi con giovani, che metta in relazione il comune con la popolazione, con gli artisti nascenti e che non sia, diciamo, stagnante in quelle cose che sono sicure, che se proponi quella cosa sei sicuro che c'è il ritorno economico. Rischiare un po' di più e esprimere l'identità della città in sé per quello che era magari nel passato anche. Allora, te ti tengo per ultima, perché io, i telespettatori non so cosa mi hai risposto prima, e io quando c'è un'idea geniale, insomma, da buon hardcore mi piace sottolinearla. Però Jacopo, allora, una ricetta che dicono da dare a un sindaco di una città, no? Il quale è vessato dai commercianti che non vendono più, vendono soltanto i grandi centri commerciali, è una città palcoscenico, come la vedresti tu? Che stimola la sensibilità e il gusto del cittadino, facendogli vedere che la vita non è fatta di solo pane, ma anche di spirito, usando un senso comune. Però si potrebbe, sono molto d'accordo con Matteo, con sensibilizzare. Io sto ragazzo lo adoro, lo so. Ti adoro, va bene. No, va avanti. Sono d'accordo perché No, ma sì, certo. Perché il problema è che si possono fare mostre e si fanno. E poi chi va a queste mostre e che artisti espongono queste mostre? Probabilmente anche da questo punto di vista sembra ora che fare una mostra con artisti importanti possa bastare per acquietare quel senso di bisogno di cultura che c'è. Ma allora dove mettiamo i giovani che hanno bisogno anche di questo? Servono spazi per esaltare e dire: questi qua non sono 4 studenti venuti fuori dall'accademia che fanno 4 macchiette, buttano 2 o 3 colori lì così tanto per fare. Siamo il filo conduttore, siamo quelli che andavano avanti. Lo vediamo dalle immagini. Sono io, sto qua. Sei tu questo. Io porto avanti la pittura, ma è un filo storico e filosofico con la pittura e l'arte del Novecento. Ti piace molto la materia, te? Del Settecento, sì, ma a me piace tutto, io mi esprimo anche con la musica, col video, con le installazioni, con la performance.
Il discorso è che queste novità vanno anche scoperte e invece tante volte, sempre per il problema del rischio di ritorno economico, si fa sul sicuro, si propongono artisti morti da catalogo che trovi col giornale tipo La Repubblica, ti danno il catalogo Vabbè, lì sappiamo sono sponsorizzati. E facciamo la mostra di Picasso, però Picasso ormai l'ha visto chiunque, è fantastico. Tutti ormai lo conoscono. Aprire anche ai giovani. Aprire anche a quello che non si conosce, perché le cose che già si conoscono non possono aggiungere più di tanto di quello che è già. Aggiungo io che molto spesso nelle piccole città noi deputiamo tutto a un luogo, no? Allora ci sono pochi centri dove si può fare la mostra, invece penso anche ai negozi che sono in grande crisi o addirittura sfitti, potrebbero essere anche quelli dei percorsi museali. Il problema è per gli spazi qui in Veneto, Hai detto, scusa? magari appunto perché qui in provincia sono resti a lasciare gli spazi, anche se tante volte si vedono spazi immensi, ok? Abbandonati di negozi che adesso stanno fallendo, e anche nei centri si trovano negozi vuoti con le cartellone affittasi. Perché il comune non fa una cosa e dice questi spazi lasciamoli ai giovani per far vedere quello che Qualcuno fanno? bisogna che però tiri fuori un po'. Che tiri fuori, ma è per forza, cioè, perché tante volte adesso per fare arte tra noi ci organizziamo tra di noi, con lei abbiamo già fatto delle mostre a Venezia, per cui ci abbiamo fatto un collettivo di giovani, di una ventina di giovani, abbiamo fatto delle mostre. Però cos'è? Dobbiamo fare la colletta? Dobbiamo fare la colletta per poter affittare 50-60 giovani che vogliono affittare un negozio, poniamo ipotesi, a Bassano costa 1.000 euro, si tassano con 20 euro al mese, coprono lo spazio e possono fare delle cose. Ma certo, ma perché dobbiamo mettere noi 20 euro per poi mettere dentro 60 giovani, quando invece si potrebbe il comune, che 1.000 euro per il comune non sono niente, investire e pensare anche di poterci fare un guadagno, perché è legittimo anche dal comune dire ci faccio un guadagno. Allora i soldi ce li mette il comune e poi qui si fa un lavoro più ragionato, perché tante volte fare le mostre collettive tra i giovani si rischia di buttare dentro un po' tutto quanto, capito? E poi dare un'impressione... Un rischio di impresa al 50%. Sì, no, un rischio che alla fine ti trovi in una stanza con un'accumulazione di quadri di 50 persone che non si capisce il senso logico, loro non si capisce veramente cosa si sta facendo. E invece fare una cosa ragionata, ovvio che ci vogliono dei soldi, solo che se adesso il ricco si compra l'aereo, la barca, invece di investire nei giovani, come facevi tu l'esempio del Rinascimento, dove la cosa più grande che poteva fare un nobile era investire negli artisti, si faceva addirittura andava in debito per riempirsi la casa di opere d'arte, e dovrebbe tornare questa sensibilità secondo me oggi. Un'altra idea che ti è venuta, e io ho detto prima a Isabella che mi è piaciuta tantissimo, è che bisogna un po' partire dalle radici, se non sbaglio, no? A me piacerebbe fare dei laboratori per bambini, così il sabato e la domenica, invece che andare al centro commerciale, proprio già da piccoli iniziano un po' a capire cos'è l'arte, sperimentano. Sempre in luoghi che in qualche maniera sono abbandonati, Sì. Perché bisogna ragionare che adesso dei centri città cominciano ad avere l'abbandono dei piccoli negozi, quindi creare anche là delle palestre. E anche così i genitori verrebbero poi a contatto, partirebbe dai figli ai genitori, ci sarebbe tutta questa novità che la domenica e il sabato ci si trova, si sta insieme, si fa arte. Voi le idee le avete, adesso io dico la verità, non è tutto condivisibile, lui prima ha parlato dei comuni per 1.000 euro, certo oggi come oggi anche 1.000 euro il comune fanno fatica perché col patto di stabilità, ma si apre tutto un altro scenario. Però la volontà di investire sulla cultura e sul sociale credo che sia la prima scommessa che si possa vincere, perché se noi togliamo alla cultura i soldi, voglio dire, alla fine credo che coloro che sono testimoni poi della storia, no? Rischiamo di perderci anche quel tipo di memoria e lasciarci soltanto alla briglia col Vecchio Testamento, è vero? Sì, la cosa più triste è che in questi anni i più bravi qui se ne vanno via dove danno spazio. Se tu guardi gli artisti italiani che ora hanno più rilievo internazionale, lavorano tutti in città estere tipo Berlino, Londra, New York. Adesso io mando avanti la pubblicità, ok? Sì. Però Jacopo, io vado avanti alla pubblicità, tu devi smettere di ciularmi le foglie da per terra. Io sto facendo un allestimento artistico. Sto guardando, infatti sono stupefacente. Ma dopo me le rilasci? Ma te le lascio, sì. Siamo sicuri? Sì. Facciamo però una foto. Pubblicità.
Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Bene amici, bentornati in piazza. Oggi è una piazza un po' particolare, piuttosto che intervistare i soliti, insomma noi in questa trasmissione non mi spiace anche autoincensarsi, però abbiamo sempre avuto grandi ospiti, però capita spesso di trovare ospiti che sono tutti abbottonati, vedere Jacopo che sta facendo un autoallestimento, insomma la cosa mi gratifica molto perché comunque rimane un messaggio. Allora Matteo, io adesso con te vorrei capire quello che tu fai nella vita scolastica, poi passiamo a Isabella e il perché lo fai. Diciamo che ogni lavoro ha la sua storia, il suo punto di partenza. Di media l'importante è non avere mai dei preconcetti su cosa si va a fare o delle idee troppo chiare, dei concetti definiti che dopo diventano fine a se stessi, chiusi lì, insomma cercare di usare il proprio lavoro come mezzo per conoscere. Per comunicare, esatto, quello che sei. Sì, esatto, prima capire quello che sei e poi comunicare. Un poeta è un incisore o un artista che dipinge? Non ci sono molte differenze alla fine. Credo, sì. Alla fine è la stessa cosa, sono solo due mezzi differenti. Due mezzi di comunicare. Esatto. Ti poni mai la domanda, ma riesco a farmi capire? Cioè, a parte che anche parlando non capisce più nessuno. Però... No, cerco di capire questa domanda facendo vedere i miei lavori alle altre persone e guardando le loro risposte capisco anche di più il mio lavoro. Vogliamo dire che per fare un quadro di questo genere, io adesso non voglio fare, questo è il tuo, Isabella? Io non voglio fare mica il critico d'arte, eccetera, ma mi limito soltanto a pensare ai tratti per riuscire a ricavare i chiaroscuri, insomma, quanto mazzo intanto uno si fa, perché... non so, i frutti, le ombre, sono soltanto delle incisioni al tratto, cioè sì. Credo che questa sia la cosa da far capire alla gente. Sì, ogni segnetto. Uno guarda e dice vabbè, ma ogni segnetto ha un procedimento. Sì, ogni segnetto devi scavare sulla lastra, quindi ogni piccolo segnetto è fatto a mano, quindi più la lastra è grande e più è nero, perché il nero è dato dai segni, certo. E più c'è lavoro. Io vorrei far capire ai nostri telespettatori che quando vanno a comprare un televisore, no, sanno esattamente se ha 1 milione di pixel, se ha 2 milioni di pixel, come se sapessero tutto, non sanno una benemerita cippa di niente. Perché? Perché quello che tu fai, o che hanno fatto nel 1600 i primi incisori,
non è nient'altro di quello che usano oggi le grandi case di televisori, perché più aumentano il tratto, il pixel, era la stessa identica cosa. Voglio far capire alla gente che se non ci fossero stati gli incisori, non ci sarebbero state la litografia, non ci sarebbero state le televisioni, non ci sarebbe stato il progetto numerico del digitale. Quindi prima vi ho fatto una domanda, che è l'arte, quando dicono sei un artista fai il cazzaro. Beh, senza arte non ci sarebbe stata tecnica nel futuro. Chi vuole rispondere qua? Dai, giocamos. Dico una sciocchezza. Ma no, è così, è il processo evolutivo, ma il processo evolutivo è appunto anche aggiuntivo, ok? E il problema è di non dimenticare quello che c'era prima, perché non è appunto come dicevi tu all'inizio, adesso che c'è Photoshop non vale più l'incisione. Adesso che c'è io non l'ho detto. No, per modo di dire... Io vi ho fatto un esempio. No, la gente, scusa, hai detto il contrario tu, hai detto che ormai si pensa così. Invece il discorso è appunto che oltre l'incisione... Tanto ti è caduto un pixel. Mi è caduto un pixel. Ma oltre all'incisione c'è anche Photoshop, ok? Quindi le cose si aggiungono, viviamo in un mondo che in realtà è più ricco perché abbiamo più cose, come dalla stampa serigrafica, si è passata alla fotocopia fino ad arrivare alla stampa digitale, certo. Ok? Dobbiamo mantenere invece anche le particolarità, no? e i valori aggiunti, perché in realtà un'incisione non si misura in pixel perché ha una particolarità infinitesimale rispetto ad un'immagine digitale che può essere anche trasmessa. Certo. È un valore aggiunto che va riscoperto da tutti, ma a tutti serve anche il coraggio di dire mi appassiono di queste cose che non sono più di massa. Perché ti sei appassionata tu? Ma sono appassionata a questa arte fin da piccola, cioè fin da piccola io ho sempre disegnato, poi ho iniziato a frequentare l'accademia e ho conosciuto questa materia di incisione, proprio sentire la lastra incidere è proprio stato un amore a prima vista. C'è un modello tuo personale che ti ha ispirato in qualche maniera? Dürer. Mi piace... Cioè, hai battuto subito il primo che ti capitava? No, proprio è il mio artista preferito, cioè da lui ho... Beh, il luminare dell'incisione, insomma, si può dire, sì. È colui che ha aperto il mondo dell'incisione. Esatto. Lui nelle sue opere ci sono vari tipi di segni e da lì mi sono ispirata anche a Piranesi. Tanto vediamo sul sottofondo alcuni dei tuoi lavori. Vorrei farvi la stessa domanda, ma comunque la risposta più o meno può essere lo zio, la mamma, Dürer o De Chirico, che non cambierebbe. Io parlo di giovani perché i giovani spesso sono coloro che hanno meno voce di tutti, perché si parla tanto di giovani. Non so, vi viene mai in mente di guardare un telegiornale? Parlano dei giovani, però quasi sempre i giovani non parlano mai, se non per delle interviste futili perché hai comprato l'iPhone. Io credo che il giovane non sia solo questo. Cosa pensi? Sicuramente, infatti è bello che ci siano queste occasioni dove uno può parlare, dire la propria. Ma a parte questa occasione, vorremmo che questa occasione fossero tante, sì, perché comunque appunto già da quest'oretta sono venute fuori tante idee che se ci si ascoltasse... Ti posso dire che sono venute fuori talmente tante idee in quest'oretta, o poco più meno di 40 minuti, che in un anno di trasmissione di Bianco o Nero, pensate cosa abbiamo fatto, perché io credo che poi i giovani sono coloro che hanno le idee, no? Tu hai avuto la tua, lui ha avuto la sua, discutibile ma secondo me anche geniale, perché ci può essere anche un comune che entri nel rischio di impresa con degli artisti e poi dopo guadagnarci anche dei soldi, perché no? Perché l'arte è spendibile ed è comprabile, no? Quindi voglio dire, quello che oggi a voi manca, si parla tanto di questa politica che è distante dai cittadini. I cittadini, insomma, non è che abbiano una connotazione, no? Andiamo proprio per l'etimologia. I cittadini sono coloro che civilmente debbano eleggere qualcuno che è eleggibile, no? Quindi perché siete lontani così dalla politica voi? Questa è l'accusa che vi fanno i media come noi.
Forse perché si parla tanto cioè parlano più tra di loro, non si tengono in considerazione e anche se proviamo a entrarci, cioè nessuno ci calcola. Non avete brecce, hanno un linguaggio molto... Voi che siete più intelligenti, non intelligenti, acculturati, per l'intelligenza insomma dovremmo avercela tutti. Pensano che la massa sia quello che voglia solo i centri commerciali e cose futili e quindi... Voi avete preso paura per lo spread? Avete preso paura per lo spread? Cioè come il babau per i piccoli? Certo, perché alla fine, certo. Ci vuole però. Sì, come avete, no, io vorrei capire come voi avete inteso questo tipo di comunicazione, no? Il governo tecnico è entrato per la paura dello spread. Io seguo molto la politica. Ma ti sei spaventato? Vi siete spaventati oppure no, beh, no, è una manovra? No, per il governo tecnico vi ho detto vabbè, un anno di governo tecnico alla fine può far bene nelle situazioni in cui eravamo, che sarà banale dirlo, ma è andato di fatto. Il discorso è che la politica serve a uno Stato, quindi non possiamo disilluderci di uno Stato senza politica e non sono solo i giovani a pensare che sono distanti dalla politica, perché io parlando con tanti anziani o gente adulta inizio a pensarla così, ma il problema è proprio la loro miopia nel aver votato e partecipato attivamente a un'attività politica che poi si è rivelata per quello che era, cioè fallimentare, perché non c'è dubbio che sia stata la politica a aver fallito in questo paese, non c'è dubbio che sia stato il popolo, il cittadino ad aver dato il diritto a questa politica di fare quello che ha fatto comunque. Quindi, quando parlano di tagli alla cultura, allo sport, Matteo? Sport, la cultura, io parlo di sport perché a parte sono un grande appassionato, perché ritengo che lo sport sia quella valvola importantissima come la scuola. Poi dopo ho un'idea della scuola, perdonatemi, del 50, quando c'era educazione fisica, educazione tecnica, educazione civica, che la cosa non guastava. Sì, il fisico e la psicologia sicuramente. Fisica e psicologia, come mensana in corpore sano, cosa fate? tipo l'URSS. Sì. No, è necessario questa dualità. Erano valide, però Sì, erano sì, delle sì. materie una volta molto importanti. Sì. No, cosa dire? Taglia il sociale, taglia la cultura. Tu sei un ministro. Cioè... No, penso che siano delle specie di coperture, delle farse, dire che non ci sono più soldi per cui non do più soldi alla cultura. Penso che da parte dei politici sia una vera e propria scelta avere un popolo ignorante. Sì. Quella è la roba che mi fa più paura, sinceramente. Cioè, spiegami questo concetto che mi interessa pure a me. Sì, penso che siano i politici stessi a volere un popolo ignorante, per cui a tagliare la cultura, eccetera, perché i soldi sicuramente ci sono e si vedono tutti i giorni nelle mangerie spicce, insomma. La verità, cioè, lo vediamo. No, però è così, perché alla fine se lo Stato, la società passa che tu hai bisogno di questo e questo, che sono cose materiali, e dell'arte non c'è bisogno, alla fine perché uno dovrebbe interessarsi dell'arte se poi il messaggio è che l'arte non dà niente? Io spero e mi auguro, guarda, No. che voi non demordiate mai, Ma e che voi siate le sentinelle. Ma perché infatti, ma noi stavamo parlando del cittadino se in voi ci generale. voltate le spalle, noi siamo gabbati, hai capito? Lo so, ma tanti le stanno per voltare, perché ci sono altre società civili che danno Voglio più vedere spazio. adesso, andiamo anche su questo, sai Jacopo. Federica, mi pare che ci siano tanti restauri che si possono fare Sì. in giro per l'Italia, perché abbiamo monumenti che stanno decadendo, tele che sono da recuperare. Facciamo fatica a trovare coloro che in qualche maniera sanno avere il mestiere del tracopiatore, la sensibilità di poter andare a restaurare queste tele. Mi pare che voi avete delle carenze addirittura nella vostra stessa università. Beh sì, con la crisi hanno un po' tagliato alcuni corsi e quindi per quello che mancano dei restauratori e non è giusto, bisogna recuperare. E voi come vi ribellate a questo Stato? Cioè, è come dire a un operaio: ti tolgo la chiave inglese perché non ci sono più fondi e invece il dado dovrai avvitarlo con le mani. Questo è un paragone semplice, perché la signora Maria deve essere anche portata a un discorso semplice.
incisivo, voglio dire, l'operaio arrabbierebbe moltissimo perché non può fare lo stesso, perché per l'arte è invece più slow motion, no? Io per adesso sarei dell'idea che se ci credi veramente la casa propria ce l'abbiamo ognuno di noi, per cui già partire da lì è una buona idea. Poi le persone che sono interessate si avvicinano di per sé a questa idea. Ma se mancano i fondi per forgiare dei restauratori, è grave. No, sì, allora in questo caso è solo colpa di chi dà i fondi. Nel caso, cioè non è colpa dei restauratori nel momento in cui non ci sono i soldi. Ci mancherebbe. Diciamo che il dovere di un vero restauratore è che seppur non ci sono i soldi lo faccio lo stesso, perché è quello che devo fare come costrizione proprio. Cioè, spiegatemi questo passaggio perché... Che l'arte in sé è comunque questo concetto. Esatto, cioè anche all'accademia siamo in tanti studenti, ma per trovare sbocchi, visibilità, avere a che fare con i professori, riuscire a farsi dire qualcosa dai professori anche. Questo già è grave. Perché è già tanto. Devi giocare tanto sulla tua individualità, sulla tua personalità e trovarti te stesso in mezzi per esprimerti. Cioè voi siete compulsivi. Cioè nel È senso come- l'arte è compulsiva. È come gli squali, cioè è così dappertutto e così in È parte come un anche con chitarrista, l'arte. lo farebbe gratis. Cioè perché ma se deve. stiamo qua ad aspettare i fondi invecchiamo e siamo già vecchi, capito? E quindi dobbiamo arrangiarci con i mezzi che abbiamo, poi possiamo andare a protestare in piazza, però sta di fatto che i fondi non ci sono e quindi dobbiamo sopperire con i nostri mezzi ai mezzi che mancano. E poi dopo parliamo di o bianco o nero, no? Dell'etimologia delle parole, che hanno pure un significato, ma credo che l'arte, quella che mi avete fatto capire adesso, è proprio compulsiva, Isabella, nel senso è una cosa che devi fare, c'è qualcosa, è come una vocazione. È no? come un qualcosa che ti senti dentro. È una vocazione. Che dici adesso devo incidere, devo disegnare, ne hai bisogno, come di mangiare un po'. In positivo però. Sì. In positivo. Allora io vorrei adesso riassumere, mancano 10 minuti, far capire anche alla gente la diversità della compulsività, perché uno può avere desiderio di farsi una pera, no? E quella è però pensate, no? Come siamo noi media, no? Diamo molta più, anche nella criticità e anche criticamente, più visibilità a dei disagi giovanili, negativi chiaramente, quindi si fa una sorta di pubblicità, voi siete e sarete dei comunicativi, quando non si specifica molto bene quello che è la compulsività positiva. Compulsività positiva io intendo l'etimologia della parola onestà o disonestà, c'è chi dice sono abbastanza onesto oppure sono poco onesto, uno o è onesto o è disonesto, uno è morto o è vivo, uno è artista o non lo è. Quindi vorrei capire... L'artista quando è onesto soprattutto. Ma certo, ma è una cosa compulsiva e voi la desiderate questa cosa qua, ed è positiva. Sì, però il discorso è che il compromesso che si fa sempre davanti all'onestà, ok, di arrivare al compromesso anche artistico, del dire io scelgo questo stile perché non so, perché va più di moda, ad esempio, qui stai già fallendo la tua missione di artista che sente il bisogno dall'alto di fare arte, perché stai cadendo invece nella logica mondana dell'arte. Allora e ci sono tanti cialtroni. Ti stai avvicinando ai pubblicitari e quelle cose lì che sono sempre più dignitoso lavoro, però allora non sei più un artista, sei un venduto, sei. Mi viene un po' in mente i tagli di Fontana, no? Che a un certo punto ha detto sì, poi ha fatto un taglio, è stato geniale, poi ha fatto tagli tutta la vita. Basta. Sì, sì, così. sì. Alla base c'era un grande pensiamo a artista. Andy Warhol, certo. che è su questo, però questa è la consapevolezza, però, perché Andy Warhol era consapevole della pubblicità, certo. il segno, tutte queste cose. Poi uno fa finta di essere originale e non è originale, l'osservatore attento lo capisce, quello attento. Siamo proprio in chiusura, una umanità senza Manet, senza Caravaggio, senza i grandi miti, no? Ce ne sono veramente a centinaia, tra la Francia e tantissimi italiani, senza un Da Vinci nella sua unicità, oggi avremmo lo stesso mondo? Diverso. Non ci sarebbe questi mezzi di comunicazione, non ci sarebbe questa sensibilità e non ci saremmo neanche noi. Se non ci fosse stato un Napoleone che nel 1747
ha preso una sola grandissima con noi torinesi e siamo contenti perché Bugianen è una storia che ve la racconterò un domani, qualcosa di eroico. Voglio dire, senza un tiranno il mondo sarebbe stato uguale o migliore o peggiore, non so, chiedo. Questo non... diverso sicuro. Sì. Incide di più sul futuro un Manet, un Beethoven, un Mozart, un Verdi o un... Incide di più Hitler, di sicuro. Perché dici questo? Ma perché alla fine l'arte resta comunque un fattore, se vuoi, d'élite. Diciamo che un contadino, per gran rispetto, però diciamo uno che non si interessa tanto della cultura, non gli cambia neanche tanto perché non sa neanche chi è un Matisse. Invece la geopolitica in realtà Ma cambia facciamo il una mondo. confusione qua, io non sto parlando di notorietà. No, io sto parlando Io sto proprio parlando di cambiamento, di cambiamento del del mondo, cioè vabbè, non un è che mondo senza gli grandi artisti. Sì, ma io vorrei che fosse più un mondo di grandi artisti dove fossero i grandi artisti anche a avere un potere decisionale sui fatti, ma questo non esiste, non è mai stato un artista a fare i confini delle nazioni, cioè ci inganniamo noi per primi a pensare che sia così. Filosofiamo, Isabella, voglio dire, per l'umanità. Giuseppe Verdi incide credo di più che un tiranno. Sì, perché comunque anche in un momento di crisi puoi ascoltarti Verdi e comunque ti dà... Cioè, io dico nei giochi, nella cultura, qua stiamo parlando di cultura ragazzi, o ci mettiamo d'accordo che voi vi mettiate d'accordo, cioè se un aspetto culturale è implementivo, no? Io credo, cioè la cultura è un'autostrada che costruisci giorno dopo giorno e quindi questa autostrada la lasci. Io credo che questo sia l'arte sia qualcosa, ma posso sbagliarmi se voi dovete rispondermi. Io credo che l'arte sia qualcosa che si costruisce dal momento in cui la costruisci segni una storia. No? E colui che costruisce l'arte crea un'autostrada di grande storia e grande cultura, mentre i tiranni credo che anziché costruire una strada distruggono questa strada, distruggono il futuro. Notoriamente, forse hai ragione tu, saranno più ricordati perché è logico, però non so se avete capito. No, in realtà tanta arte è stata fatta anche commissionata da grandi tiranni ed è stata ugualmente... Perché si circondano anche loro del bello. ugualmente grande. Poi se tu intendi che una certa filosofia... Diamo la parola a Luca, perché siamo proprio a Matteo. Penso ho capito quello che vuole dire. Facciamo un paragone tra Hitler magari e l'idea di morte, Certo. Facciamo così, vediamo cosa ci serve la morte, cosa ci serve Hitler, insomma. Io la vedo come cercare di capire la natura umana negli estremi più vari, insomma, per cui la morte ha un grande significato per noi. Un artista può comunicare una figura così negativa nel bene. Beh, sicuramente, perché ci ha permesso di capire qual è la nostra parte più oscura, prima non ne avevamo mai compreso. Siamo d'accordo, Morgan, caro Jacopo, che forse anche in una storia molto crudele, molto negativa, un artista può ricavare il bene da poter esportare e quindi proseguire questa autostrada in work in progress, mentre un tiranno potrà comprare l'arte, ma non essere arte. Certo, se parliamo di capiamo questo concetto? Sì. Dovrei capirlo perché sennò... È controverso, sì, va bene, può passare così, ma l'arte ha una caratteristica veramente, tra virgolette, inutile, perché è un valore aggiuntivo che ha l'uomo e che non ha l'animale. Come ho detto prima, l'arte non decide le guerre, non fa questo, non lo so. È un peccato che non sia così, ma ragazzi, sono un carro armato può fare 30 morti, ok? Un artista come Picasso ha fatto il Guernica, che sarà bellissimo, ma voglio dire, il nazismo l'hanno sconfitto con lo sbarco in Normandia, cioè sono veramente due potenze inconfrontabili. Poi io sto dalla parte dell'arte, dedicherò tutta la mia vita all'arte, la mia vita è arte. Ma nella comunità c'è una fotografia, sta girando sui blog, no? Mi spiace aver poco tempo, se no potevamo anche affrontare, dove c'è un poliziotto con un fucile in Cina e un fotografo in ginocchio, no?
Io credo che questa la dica anche lunga sul potere della comunicazione e anche dell'arte. Credo che l'arma della comunicazione e dell'arte sia sempre molto, molto superiore alla comunicazione becera di qualche individuo. Questa è una mia espressione, se voglio dire, sì, posso anche sbagliarmi. Perché chi la sappia intendere è più sottile, è più a lungo termine, ma nell'immediato certamente meno efficace ed è... Che forse Isabella abbia avuto l'idea più geniale di tutti questa serata, creando un laboratorio in questa ipotetica città museo, di creare dei piccoli negozi, chiamiamoli così, dove i bambini possano imparare l'arte scevra dalla scuola. Scevra dalla scuola, perché in quel momento là si avvicinano forse quelle realtà, quelle sensibilità che accomunano tutti voi. Io credo che voi, se leggete una poesia, chiaramente la intenderete in maniera più sublime, questa poesia di uno che insomma domani mattina deve andare a lavorare, anzi povero, con tutta la mia stima e tutta la mia gratitudine anche per coloro che fanno quel tipo di lavoro, però certo che se iniziamo dai bambini forse riusciamo a creare degli sportivi onesti, dei cittadini modelli e dei grandi anche artisti, no? Potrebbe essere così? Apriamo questo negozio. Guarda che Jacopo... Sì, sono speranzosa. Sei speranzosa. Passiamo un po' più in chiusura. Tu cosa ti aspetti per il tuo futuro? Di continuare il mio sogno, di continuare a fare arte, di continuare sempre a imparare sempre qualcosa e mostrare il mio piccolo mondo, questo spero. E noi te lo auguriamo e tu domani sarai grata a tutti coloro che ti hanno dato una mano. È vero? Questo sì. Compreso a me. Certo. Perché tanto vi vorrò ancora qua. Matteo, lo stesso per te. Io, divertirmi e vivere in un certo senso. Anzi, in tutti i sensi. Un uomo che si diverte e fa il lavoro che lo diverte è completo. È completo, ha raggiunto il sì, paradiso io posso terrestre. vivere nell'inferno, nella mia isola chiusa, certo, e tranquillo, insomma. Questo è un concetto che secondo me... Ovvio che non è così facile raggiungere questo stato psicologico, diciamo che è una ricerca, appunto. È una ricerca, insomma, un uomo che è curioso, che ha dubbi, insomma, è un uomo più importante di coloro che non hanno dubbi, vero? Sì. Tu per te, oltre a fregarmi tutte queste cose... Anch'io sono per il dubbio e per l'ambiguità. Sì. E io da grande voglio conquistare il mondo. Ma in senso positivo, se no guarda che... No, per caro armati. Proprio conquistare il mondo. A suon di cosa? Sì, a suon di pennellate con il mio amico Matteo. A pennellate. Sì. E invece noi ti auguriamo, a te che oramai hai già finito gli studi, che tra i quali non ti hanno ancora garantito un mondo nel lavoro, di perseguire il tuo sogno, che è quello di, ricordacelo, di aprire questo gruppo insieme associazione, insieme ad altri... Chiamalo gruppo di arte compulsiva, non ne possiamo fare a meno, è vero? Sì. Io vi auguro di non poterne mai fare a meno, perché non bisogna fare a meno né dell'onestà e soprattutto dell'etica. E quindi vedo che voi ne avete, anche se lui mi ha fregato tutte le foglie. Siamo proprio in chiusura, io ringrazio i nostri amici, grazie Federica, Matteo, Isabella e te Jacopo, l'appuntamento è per settimana prossima, parleremo delle grandi invenzioni della guerra, no? La guerra del 15-18, tutte le invenzioni che poi, vedete come succede spesso nel mondo, le guerre sono state tremende, però hanno dato degli sviluppi di progresso enorme e tutti oggi noi ne beneficiamo. Quindi speriamo mai più guerre, però andremo ad analizzare con il Museo Bonfanti, con Nino Balestra ed altri ospiti, quelli che sono stati i grandi inventori. E pensate, uno su tutti, il Google, il motore di ricerca più importante del mondo, è stato proprio inventato nel 78 da un piccolo uomo padovano che nella propria unicità ha cambiato il mondo della comunicazione. Grazie. O bianco o nero vi è stato offerto da Pasta Zara.